vista. Rimaniamo a Udine per parlare del Museo Friulano di Storia Naturale, ancora tutto fermo, e da voci che girano sembra proprio che questo fermo, questo stop dipende in qualche modo da qualche perplessità anche correlata al sindaco, ma abbiamo voluto interpellare in materia il referente del comitato Amici del Museo Friulano per cercare di capire cosa sta succedendo. Roberto Pizzutti, ascoltiamolo nel prossimo servizio. Museo Friulano di Storia Naturale tutto fermo, dopo comunque un periodo molto lungo per discutere sul futuro di questo sito. Adesso il comitato cosa farà? Adesso insisteremo con l'amministrazione comunale e con quella regionale per arrivare a un punto di svolta finalmente, dopo 14 anni che il Museo Friulano di Storia Naturale è chiuso, in modo che si parta con la decisione definitiva che si fa e quindi si dia l'incarico di progettazione della ristrutturazione di questo edificio decadente, ma che con interventi può essere recuperato, come prescrive fra l'altro la sovrintendenza, perché il bene è vincolato. Quindi ci vuole un atto di coraggio e di determinazione. La determinazione è quella che manca, che fa andare avanti i tempi senza un risultato, e quindi dopo aver accettato che il museo non venisse fatto alla caserma dei pompieri, con un certo consumo di fiducia nei confronti dell'amministrazione comunale, adesso non vorremmo vedere sfumata anche questa possibilità dell'ex frigorifero. Quest'oggi ci troviamo proprio in via Sabadini e vediamo che è comunque una via trafficata, dunque ricadute a livello di turismo, di frequentazione ce ne sarebbero? Sicuramente poi sarebbe un richiamo di livello internazionale se la cosa si fa bene, come sono di solito le iniziative del Museo Friulano di Storia Naturale, ossia gli uffici. Gli uffici hanno la possibilità di lavorare fino ad un certo punto, perché non c'è questa struttura espositiva, e organizzano occasionalmente delle mostre alla chiesa di San Francesco, per esempio. I soldi sono già stati stanziati? C'è un parziale finanziamento, però sarebbe anche sufficiente per la prima parte, un lotto funzionale, l'edificio che proprio fa la funzione di frigo con l'eccezione di quelli circostanti, darebbe già una possibilità di insediamento con le mostre principali. Già l'Università di Udine ha fornito un progetto di come sfruttare a blocchi questi spazi, e quindi se si parte con i 3 milioni messi dalla Regione e i 5 che sono stati messi a bilancio dal Comune, arriveremo ad un risultato positivo.